Ciao ragazzi, oggi vi porto indietro nel tempo perché vi racconto una storia che è iniziata nell'immediato secondo dopoguerra. Sono a Isola Rizza e qui il signor Villelmo Guidetti, intorno all'inizio degli anni 50, diede vita a una storia che sarebbe stata poi destinata a durare molto a lungo, tant'è che quella storia oggi continuano a scriverla i suoi discendenti, giunto ormai alla terza e anche quarta generazione. All'inizio degli anni 50, per l'appunto, qui il signor Guidetti fondò il caseificio, che ovviamente non poteva avere l'aspetto e le dimensioni che ha oggi, era sicuramente una dimensione molto più contenuta. Però già dall'epoca si contraddistinse per un aspetto che lo differenziava rispetto agli altri caseifici presenti in questa zona dell'Italia settentrionale, perché iniziò a produrre la pasta filata, che dava origine e dà tuttora origine ad un formaggio importante come il provolone, al quale peraltro, con le stesse modalità, in anni più recenti si è aggiunta la mozzarella, che è diventata uno degli elementi più importanti del core business aziendale. L'azienda che produce anche grana padano, ma questo è arrivato in un secondo momento. Insomma, una storia da nord-est, una storia di voglia di impresa partita dalla famiglia che ha caratterizzato fortemente il tessuto economico, produttivo e anche sociale di questo territorio. Questa azienda è nata intorno al 1950, quindi subito dopo la guerra. Praticamente è stato mio nonno a fondare l'azienda e poi di seguito hanno continuato i suoi figli e noi siamo praticamente la terza generazione e c'è la quarta generazione, quindi i nostri figli che stanno attualmente entrando in azienda per continuare questo lavoro. Una tradizione che continua anche il rapporto col territorio? Sì, continua anche il rapporto col territorio. Noi raccogliamo il latte per produrre il nostro formaggio praticamente tutto nella zona qui intorno, circa al massimo 20-30 km da qui. E abbiamo aziende agricole che come noi sono alla terza generazione, quindi anche loro 50-60 anni di rapporto, di collaborazione e di lavoro insieme. Oggi il caseificio lavora circa 1000 quintali di latte al giorno, che danno vita a 64 forme di grana padano, circa 17.000 all'anno, più tutti gli altri prodotti, quindi la mozzarella, la ricotta, il provolone e quant'altro. Il latte è un altro degli elementi distintivi di questa azienda perché viene acquistato da aziende operanti in un ambito geografico molto ristretto, una sorta di chilometro zero. E questo ovviamente va a vantaggio della qualità finale del prodotto sicuramente, ma anche di tutto il territorio, perché si preserva l'agricoltura. E l'agricoltura si preserva se ai contadini, agli allevatori e ai produttori si garantisce un mercato di sbocco che sia valido, remunerativo e anche empatico da un punto di vista economico e sociale. La vostra presenza e l'assorbimento del latte ha consentito all'agricoltura di continuare a vivere, o sbaglio? Assolutamente sì, c'è un rapporto sociale con il territorio e con le aziende agricole che si sono sviluppate praticamente attorno a noi e che hanno continuato a lavorare e a svilupparsi nel corso degli anni, seguendoci un po' nella nostra crescita, nel nostro sviluppo. Quindi c'è un rapporto non soltanto umano ma anche professionale. Voglio dire, voi le seguite queste aziende per dare indicazioni sul latte, sull'alimentazione per le vacche e quant'altro? Sì, noi le seguiamo, gli diamo il nostro apporto, il nostro contributo. Assolutamente c'è una forma di collaborazione stretta per cercare di lavorare nel miglior modo possibile e per avere un prodotto di alta qualità. Una delle caratteristiche che maggiormente vi differenzia è il fatto che voi lavorate le paste filate. Com'è nata questa intuizione e chi è che la portò in azienda per primo? A lavorare alle paste filate aveva iniziato appunto mio nonno negli anni 50 con la produzione di provolone. Provolone è un formaggio tipico e tipicamente consumato nel sud d'Italia, però a Sud Italia non avevano una grossa produzione e una grossa tradizione di produzione di latte, quindi la produzione si era spostata principalmente in Val Padana, tutta la Val Padana era coinvolta nella produzione di questo formaggio. E da qui è nata l'intuizione e la necessità di produrre questo formaggio ed è continuata poi nel corso degli anni.
Pasta affilata che vuol dire provolone, ma oggi anche mozzarella, mi pare. Sì, da pochi anni abbiamo iniziato anche la produzione di mozzarella che ci sta dando grosse soddisfazioni e che ormai ha preso piede ed è diventata una delle nostre produzioni principali. Però qui siamo in un magazzino di Grana Padano. Sì, poi nel corso degli anni abbiamo introdotto anche la produzione del grana padano, che è il formaggio un po' di eccellenza, un po' un formaggio tipico italiano, e quindi abbiamo voluto seguire anche questa tipicità, produrre questo formaggio che è conosciuto nel mondo e veramente ci sta dando anche questo grandi soddisfazione, ci sta aprendo porte un po' in tutto il mondo, dalle Americhe all'Asia. In 70 anni ovviamente sono cambiate molte cose, in primis grazie alla modernizzazione tecnologica che inevitabilmente ha permesso di facilitare e agevolare la produzione, consentendo così agli addetti di arrivare a fare i numeri che vi ho citati prima, ma sempre nel rispetto comunque delle regole di partenza, rispetto della materia prima, l'attenzione ai dettagli, al prodotto finito, fare quantità ma con qualità, insomma, che sono due concetti non sempre scontati, anzi spesso sono in antitesi tra di loro. E allora qui sono subentrati altri due elementi che ho anche potuto toccare con mano anch'io, ovvero la capacità di restare unici, ovvero rispettare le regole basilari di partenza, il latte, la materia prima, l'attenzione agli agricoltori, tutte le fasi del processo produttivo, e poi tenere sempre in grande considerazione gli occhi e le mani del casale. Quanta importanza ha ancora l'occhio, la mano, la componente umana del casaro? Ma in alcune produzioni, come quella del Gran Padano, è ancora fondamentale. È una produzione, un prodotto ancora molto tradizionale, parti delle lavorazioni sono ancora manuali e l'intervento dell'uomo è ancora indispensabile ed ha un forte contributo nella realizzazione di questo formaggio. Ma verrà mai sostituito il casaro? Io credo di no. Anche noi stiamo continuando ad investire in tecnologia, soprattutto nel rendere il lavoro più agevole e meno faticoso, però l'intervento dell'uomo difficilmente verrà sostituito dalle macchine. Io credo sia quasi impossibile. Come ci si sente, dopo tutti questi anni, ad essere tra i protagonisti più significativi nell'ambito agricolo della pianura veronese? È una bella soddisfazione, e anche perché quando si fanno le cose con amore e con passione, gli si dedica tanto tempo, poi i risultati, come spesso si dice, inevitabilmente arrivano e danno veramente una grossa soddisfazione. Sono, diciamo così, il motivo per cui ci si impegna tanto e per cui si lavora tanto. E adesso andiamo in latteria, la latteria Paradiso che qualche tempo fa è entrato a far parte dell'azienda Guidetti. Lì c'è Marco che è pronto, e non è un aggettivo che uso a caso, a farci e farvi assaporare una chicca, una bontà che è nata proprio qui dentro ben 5 anni fa. Cosa abbiamo qui? Qua abbiamo una forma che ha 60 mesi e la riconosciamo intanto dal numero di matricola del caseificio, 903. Verona 903, Perfetto. che è il caseificio Guidetti, e dal mese e l'anno di produzione, Ecco maggio 2019. Tutte le forme hanno queste credenziali? Tutte le forme hanno la data, mese e anno di produzione, obbligatorio dal consorzio. Questi sono 60 mesi e come ci si sente prima di aprire una forma del genere? È sempre un po' emozionante perché i vecchi di una volta, quando ho iniziato a fare sto lavoro, mi dicevano che le forme di grana sono come uova di Pasqua. Puoi trovare sempre la sorpresa. Nel limite sono sempre a posto perché le controlliamo per portarle alla lunga stagionatura. Però, diciamo, qualcosa ci può sempre essere dentro, insomma, ecco, uno strappo, un qualcosa, niente di particolare, insomma. Siete pronto? Sono nato pronto. Vai! Il momento è solenne, perché effettivamente è vero, quando si apre una forma di grana padano, specie di 60 mesi, una cosa che ho fatto vedere pochissime volte, forse l'unica questa, c'è sempre un po' di emozione. Intanto che un profumo che va in su, Marco,
Ed è spettacolare. Vediamo. Il salato anche bene. Wow, che bella. Analisi visiva. Spettacolare. Leggermente paglierino, ma dato dalla stagionatura, lunga stagionatura. Grana Però compatta. molto perfetto, direi. Proprio non ci sono strappi, non ci sono... Ascolta, me restai ma questo, mi sa che sarà... È meglio che te provi a fare qualcosa. Ecco, dai. Bello, per un giorno diventare quel del formaio. Adesso tastiamo. Sì, direi che... Fantastico. Spettacolare. Anche ancora tessinato pronto, Marco. Ragazzi, 60 mesi, un grana padano DOP eccezionale. Marco, grazie alla famiglia Ghidetti e ci vediamo alla prossima cancherata. E sul tetto anche dell'altro, o che modo a finire questa prima? Sarebbe meglio questa prima. Sì. No, ma va bene. Va.